l'appello adorato del Consiglio ha un senso, però vorrei che poi la discussione diventasse anche un po' più, come dire, pragmatica. Se 2 milioni e mezzo possono essere da parte vostra una cifra congrua, 3 milioni e 2 stiamo discutendo di 700.000 euro. Parliamo, come dire, in termini realistici. Se l'impresa non è seria, non è solida e sta venendo a fare l'appaltatore dei lavori e non solo, o meglio, non solo l'appaltatore, anche il gestore, io non credo che sono 700.000 euro che possono fare la differenza, perché o crediamo nell'impresa o non crediamo. Atteso che crediamo, perché è vincitrice di bando, riteniamo che da 2 milioni e mezzo ai 3 milioni e 2 come cifra massima, atteso che l'emendamento proposto possa anche rivedere al ribasso la cifra, fosse anche una cifra inferiore di 2 milioni e mezzo, perché se per un motivo X forse questa impresa dovesse chiedere almeno una cifra inferiore, non lo so, ma nella peggiore delle ipotesi stiamo discutendo tra la proposta vostra e con la nostra di 700.000 euro, mettendo dentro il dubbio che l'impresa non è seria, che farà i lavori, se ne andrà e che ci consegnerà l'opera magari quanto fatta bene, una serie di discussioni. Io non credo che i lavori pubblici si fanno con questi serie e con questi mani, perché altrimenti rischiamo di non farli mai, non avere mai risolto. Allora riteniamo che per evitare che domani mattina ci dobbiamo prendere tutti insieme la responsabilità per non aver fatto l'opera, io ritengo che si possa prendere tutti insieme la responsabilità di vigilare meglio su un'opera che si discute in termini di differenza di 700.000 euro, in termini di fiducia, e questo magari possiamo recuperarlo con una gestione un pochino più oculata rispetto alla progettazione in essere. Allora noi riteniamo che l'opera la dobbiamo iniziare a voi, non l'abbiamo mai nascosta. L'opera l'abbiamo finita noi, ma se vogliamo parlare in termini concreti, l'opera l'abbiamo iniziata e finita noi come comunità italianese, e di questo dovremmo cercare di dare la risposta. A me dispiacerebbe venire in Consiglio Comunale e dire l'impresa l'ATI non ha accettato la proposta di modifica della convenzione, pertanto tutti quanti insieme allegramente abbiamo deciso che abbiamo protetto forse la comunità, nel frattempo cari dell'inizio non vi abbiamo dato la piscina perché significa di fare il bando, di vedere una serie di cose, e forse la prossima volta noi la iniziamo con la finito viceversa. Non ritengo sia questo l'idea, soprattutto perché non discutiamo di cifre importanti fra la vostra e la nostra proposta. Riteniamo che 700.000 euro per un'opera che può costare intorno a 5 milioni di euro complessivamente di fideiuscito da parte, non credo sia l'anello del discredito. Allora, se ritenete che gli emendamenti sono formulati bene, noi vi invitiamo a votarli con noi. Diversamente, nonostante si possano condividere le preoccupazioni e le ansie, riteniamo che le preoccupazioni e le ansie di non dare una piscina nel periodo alla comunità gravese siano le